Vederci qua. Siediti un attimo qui. Sì, scusate, tu non solo c'è la disponibilità e li vuoi pure smontare il locale, ma poi... Vabbè, li rimettiamo qua. Scusami, tu non sei per la coreografia... Ma non con le cose mie, con le cose mie. No, ma tutti sparpagliati. Con le cose mie. Buonasera. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve. Ciao. Contento, Poi... Da finisci. E che ci dici? Buongiorno, benvenuti. Beh, innanzitutto volevo ringraziare il proprietario del locale, Ventura Santi, che è stato gentilissimo, oggi ci ha ospitato, è a disposizione del suo locale per fare questo incontro. Specialmente che sabato capiamo. Sì, infatti penso 5:30, 6, beh, andiamo perché poi giustamente deve lavorare. Allora, aspettiamo magari qualche altro invitato. Ciao, grazie. C'è in linea con media si è allegato, c'è da orefice, comunque allora possiamo iniziare. Abbiamo coordinato varie associazioni perché siamo nei tempi abbastanza ristretti perché queste pale vengono issate al mare e quindi stiamo cercando comunque di capire un'azione legale perché ci troviamo dinanzi a delle scadenze sia per quanto riguarda il TAR entro 60 giorni da come ci dice il decreto ministeriale o 120 giorni verso, diciamo, la Presidenza della Repubblica. Ci stiamo coordinando con un avvocato che ha vinto una causa nella Valle del Belice, che è già, non so se voi avete letto i giornali, sarebbe Chiara Donata dalle Rose, la quale la settimana scorsa, venendo a Gela per un sopralluogo di altra natura, parlando, venne colpita molto da questo possibile scempio che può nascere a mare. Quindi abbiamo una persona che ama la bellezza, ama il nostro paesaggio e quindi si è preso a cuore, si è presa la briga di assisterci. Per cui è assai fondamentale, io vi ringrazio per essere venuti perché è nel bene di tutti stare uniti in questo momento storico, perché, ripeto, è un processo tradotto in un arco temporale abbastanza ristretto, che se non stiamo assieme in questo momento tutte le associazioni, ci coordiniamo, possibilmente sotto una sigla unica, e sarebbe da parte dei poteri poi un volere che queste autorizzazioni venissero fuori. Adesso abbiamo invitato anche degli amici che da anni seguono diciamo, la problematica, che sono sia di Licata che di Butera, tra l'altro anche di Gela abbiamo avuto in precedenza Orazio Maganuco, che aveva fatto allora da collante, no? Se vi ricordate, almeno 7-8 anni fa insieme a voi, sia con il nostro amico Silvio Scicchilone che con Totò Licata, avevano trovato un coordinamento e quindi poi credo che non fu più fatto nel congresso. Il congresso no. Il congresso no, perché io mi ricordo che doveva esserci, insomma, un congresso per sensibilizzare. Una manifestazione pubblica che poi non si fece, però il coordinamento è tuttora in piedi, sta lavorando
produce atti, ha dato incarico al legale? Dirò. Comunque esiste il coordinamento. Ecco, per illustrarvi un po', le associazioni interessate sono la LIPU, la Lega Ambiente, il coordinamento delle associazioni sostenibili, e le associazioni archeologiche di Archeoclub e Trischerio, varie associazioni della città e cittadini, nonché anche quello che potrebbe essere da parte dell'amministrazione un appoggio, perché si è opposta sia all'amministrazione comunale di Gela che quella di Licata. È venuta meno quella di Putera rispetto al passato. Ufficialmente poi avremo modo anche di specificare. Diremo nel dettaglio. Voglio dire, nulla di polemico, perché se il comune di Putera si redime in questo, che ben venga, perché più siamo e meglio è. Per cui io avendo sentito anche l'avvocato Chiara Donà, che voglio dire con tutto il rispetto per gli avvocati che possiamo avere al territorio, lei insegna la sapienza, lei potrebbe darci una grossa mano d'aiuto, e ci diceva che in tempi molto stretti, entro martedì, mercoledì, una nostra delegazione dovrebbe incontrarla per decidere l'azione, ma bisogna incontrarla con tutte le sigle che dobbiamo aderire, perché è molto importante. Tra l'altro citavo che c'è anche Italia Nostra, che è della delegazione Sicilia, con Leandro Ianni, che ha detto di sì a noi, stanno aderendo probabilmente il WWF, e ho sensibilizzato anche l'ambasciatrice UNESCO per la Sicilia. L'UNESCO perché? Perché, come sappiamo, il punto cardine di questo... Magari vi mettete da questa parte, sì, ma nemmeno stare fuori. Il nodo... Pausa pubblicità. Che poi la parola è sempre pianificata da capire un po' le azioni che loro hanno fatto. Il nodo cardine del Golfo di Gela sostanzialmente si basa sulle ricerche archeologiche che ci sono almeno qui abbiamo dei testimoni che ci posso dire, anche il professore Mulè, un veterano nostro amico appassionato, nonché la Spina e altri amici di Licata, che hanno assistito via via a dei ritrovamenti importanti sul mare. Abbiamo anche l'amico Franco Cassarino che ha rinvenuto tanta repertistica. Insomma, un mare che ha 4.000 anni di storia, 4.000 anni ancora di cose da raccontarci. Per cui l'idea dell'UNESCO, io in questo ho anche la velleità di andare oltre quelle che sono le resistenze del no. Se vinciamo questa battaglia, io voglio fare una proposta all'UNESCO di far entrare il Golfo di Gela patrimonio dell'UNESCO. Questo significherebbe iniziare un'inversione di tendenza e cercare di recuperare quelli che sono diciamo, i relitti dentro l'acqua, e quello anche di promuovere iniziative per far nascere nuovi musei. In sé abbiamo il Museo di Gela che ha gli scardinati pieni, per cui ancora c'è tanto da dover promuovere, per cui le nostre risorse, in virtù a quello che è anche un declino industriale, se noi non diamo acqua al mulino, noi non possiamo neanche vivere delle nostre risorse. Tra l'altro ci giungono notizie proprio in questo settore che Serenusa, il villaggio in prossimità di Licata, Gela e Licata, ha detto già che si rischiano 100 posti di lavoro. E c'è anche un altro progetto, vedevo in rete, mi pare Pitagora, c'è un progetto Pitagora per il turismo, non so chi lo Protagora, dove insomma ci sono in ballo 1000 posti di lavoro, è un grande progetto sul turismo, per cui al di là delle ragioni di immagine del paesaggio e l'impatto che crea, oggettivamente c'è più danno facendo l'eolico che non facendolo. Allora io a questo punto vorrei anche un pochettino sentire i testimoni che via via negli anni si sono battuti singolarmente per questo, perché poi alla fine non abbiamo visto grandi gruppi nascere per appoggiare la vostra causa, per cui volevo sentire un po' voi, perché insomma anche da voi partono certamente tanti spunti e tante notizie che adesso in collegamento con l'avvocato dovremmo cercare un po' di coordinare e di fare, anzi tra l'altro l'avvocato mi diceva anche che vorrebbe fare l'istanza alla Corte Suprema europea di Strasburgo per questo, comunque lei poi adesso che ha studiato le carte poi ci dirà in tal senso, quindi io
passo la parola a voi, poi chi vuole insomma dire la propria può liberamente farlo. Prego, venga da questa parte. Ecco, Totò Licata, Sì. da Licata. Ringrazio per l'invito, ho ricevuto un po' da diverse persone, diciamo, che mi conoscevano e sapevano di questo mio impegno in questa partita. Io conosco Gela, ci ho lavorato e ci sono stato dal 1970 fino al 31 dicembre del 2007, quindi mi sento un po' gelese d'adozione, se vogliamo. Sono nato a Licata, ci vivo tuttora, e andando in pensione, il primo anno di pensione è nato questo primo parco eolico. Perché dico primo? Perché se questo sfonda e arriva alla realizzazione ce n'è immediatamente altri due, perché questo, intanto cominciamo a dire numeri, sono 38 pali, è un parco eolico fatto a 38 pali che parte da Falconara e via via, con file di 2, di 3, di 5, di 6, si va avvicinando verso Manfria per un totale di 38 pali. L'altezza è intorno ai 150 metri, sul pelo dell'acqua la base del palo è qualcosa come 6 metri, l'area che occupa è 9 km quadrati e mezzo. 9 km quadrati e mezzo. Tenendo conto che il Prezioso, la piattaforma che vediamo, è a 5,5 miglia marine, questo parco, la distanza dal bagnasciuga è 2 miglia marine. Quindi lo potremo toccare. Lo potremo toccare. 2,5 a 3 km. Lo possiamo toccare, 2 miglia marine. La prima domanda viene presentata dall'aprile-maggio del 2008 e via via poi inizia il percorso, che va da sé, è un percorso lungo. Ma dietro c'è un altro parco che è momentaneamente sospeso e un terzo parco che è momentaneamente sospeso. Il secondo è di 115 pali, potenza di 3,5 megawatt ognuno, 115 pali, ed è una joint venture tra l'Enel e Moncada Energia, quello dei pali in tutta la Sicilia. Oggi è solo Enel. Oggi è solo Enel. E un terzo parco promosso da Energie Rinnovabili SRL di Trapani, capitale sociale 10.000 euro, per un investimento previsto di oltre 550 milioni di euro. Questo vi lascia, ognuno immagini quello che vuole. Io do dati perché sono stati raccolti via per vedere chi c'era dietro al progetto. Da subito ci siamo attivati, quindi l'allora sindaco e l'allora giunta comunale il 1° settembre del 2008 disse fermissimamente no alla realizzazione di questo parco eolico. Poi subentrò il consiglio comunale, fece la stessa cosa. Nel frattempo a Butera accadeva la stessa cosa, nel frattempo a Gela accadeva la stessa cosa. Quindi i consigli comunali e le giunte che via via si sono succedute a Gela, a Butera e a Licata hanno detto no alla realizzazione di questo parco eolico. Però eravamo queste 3 municipalità, diciamo, interessate a questo primo e a questo secondo parco eolico. E amici, passaparola, azioni congiunte hanno portato alla realizzazione il 7 di marzo del 2009 di un consiglio comunale congiunto aperto in un locale, in un teatro di Licata, Gela, Butera e Licata, dove i 3 consigli comunali, con una folta delegazione di parlamentari gelesi, c'era Speziale, c'era forse Donegani, adesso non vorrei ricordare. Può essere. Voglio dire, Pino Federico. no, non c'era ancora Pino Federico, c'era Toto Cascio di Ribera, insomma diversi parlamentari regionali. Nel frattempo arrivano interpellanze parlamentari alla regione di Sicilia, tutte con lo stesso esito,
E poi arriva nel novembre del 2009 la richiesta di questo terzo parco eolico da 156 pali, che parte da Licata e arriva fino davanti alla Valle dei Templi. Quindi in totale, se realizzano il primo, noi ci ritroveremo con una selva di, allo stato attuale, perché poi la provvidenza è sempre prodiga, 309 pali in forma quasi ininterrotta da Manfria fino ad arrivare alla Valle dei Templi. Di questo stiamo parlando, per capirci bene. Appena arriva la richiesta per l'area del terzo parco, immediatamente Palma di Montechiaro e il comune di Agrigento dal comitato, perché nel frattempo era sorto a Licata questo comitato cittadino che ha in seta ai 15, adesso non li ricordo tutti, ma 15-18 sigle con tutti quanti dentro, quindi associazioni di lavoratori, associazioni di categoria, associazioni di pesca, di agricoltura, di tutto. Per evitare questo pullulare di sigle è nato il comitato Difendi Licata No PEOS, no parchi eolici offshore, e hanno delegato me a presiedere e a rappresentare questo comitato, che da quel momento in poi ha fatto da pungolo, da stimolo, da promotore di tutte le altre iniziative. Avendo coinvolto Palma di Montechiaro e Agrigento, a questo punto erano 5 entità che praticamente si muovevano in maniera più o meno autonoma, e allora nacque l'idea e si realizzò il 10 e l'11 agosto del 2010 un coordinamento di tutte le municipalità e le province, perché poi abbiamo tirato dentro, per la provincia di Caltanissetta venne più volte giudice, che era un vostro assessore, un ingegnere giudice, Franco Giudice, in rappresentanza della provincia di Caltanissetta. Sì, signore. E quindi diede, allora il coordinamento nacque e fu formato dai 5 comuni: Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento, dalle 2 province di Caltanissetta e Agrigento e dal comitato che fu chiamato dentro in quanto memoria storica, in quanto conoscitore, in quanto in possesso di tutta la documentazione, perché poi ci sono tutte le delibere di tutti i consigli comunali, tutte le delibere di tutte le giunte e i sindaci che via via si sono succedute. A questo punto non poteva continuare a rimanere soltanto un qualcosa di platonico, bisognava fare qualcosa. Ci intestardimmo, non è possibile che il coordinamento rimanga, e quindi abbiamo incominciato a fare pressioni come coordinamento nei confronti della Regione Sicilia, incontro, il secondo incontro, i viaggi della speranza. Finalmente nel gennaio del 2012 la Regione Sicilia, allora presidente Lombardo, con assessore al ramo territorio ambiente Gian Maria Sparma, originario di Lampedusa, emette una delibera dove dinanzi alle coste della Regione Sicilia il netto no alla realizzazione di qualsiasi tipo di parco eolico offshore, con una bella relazione, io l'ho letta, ce l'ho, è molto ben motivata, dicendo che tutta la zona è interessata ai siti di Natura 2000, dicendo che era un pullulare di SIC e ZPS, dice tutto quello che è la pesca e l'archeologia marina, voglio dire, era completa in ogni sua parte. E però diciamo il Ministero Territorio e Ambiente con la sottocommissione tirarono diritto e emisero la via valutazione impatto ambientale positiva. Si può fare. Per fortuna la nostra, dico nostra, di Caltanissetta, soprintendenza, allora c'era Rosalba Bambini, che Dio l'abbia sempre in gloria, che è una persona che stimo molto, disse no immediatamente, mandò la propria relazione al Ministero, quindi c'era il Ministero Territorio e Ambiente che diceva sì, si può fare, il Ministero ai Beni Culturali in ossequio al no della propria soprintendenza di Caltanissetta e se no non sa fare. Veramente la soprintendenza dipende dalla regione, non dal Ministero. Però come
dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista tecnico il collegamento ce l'ha con il Ministero. Amministrativamente è così, però tecnicamente diciamo è il Ministero dei Beni Culturali. Il risultato, così come la legge italiana impone, quando due ministeri sono in conflitto tra di loro, la decisione ultima passa al Consiglio dei Ministri e al Ministro. Stranamente, intanto che c'era una certa coloritura politica. Ah, dimenticavo, piccola, se no poi ci sleghiamo. Questo primo parco è diciamo, promosso e dovrà essere realizzato, dicono loro, dalla Mediterranean Wind Offshore, che così come è detto dice tutto ma non dice niente. Chi c'è dietro? Dietro c'è la termomeccanica di La Spezia. E chi è la termomeccanica? È un pezzo della Breda. E chi c'è darrera la termomeccanica, darrera Breda? La banca Intesa San Paolo con Corrado Passera. Presidente del Consiglio Mario Monti, assessore alle infrastrutture Corrado Passera, il 30 aprile del 2012 danno via libera, e quindi a questo punto il Ministero, per evitare, perché c'è una legge che dice che se alla concessione della via, superando 3 anni, non si è realizzato almeno il 20% del progetto presentato, bisogna ricominciare da capo, onde tagliare la testa al toro, avendo quel benestare definitivo da parte di Monti. Nel novembre del 2012 il Ministero dà una via nuova appena generata, quindi non c'era possibilità di impugnare. Dopodiché era previsto nell'iter procedurale, c'era necessità di una autorizzazione unica definitiva che il Ministero alle infrastrutture e ai trasporti dà nel settembre del 2013. Andiamo un attimo indietro. Il coordinamento aveva coinvolto la regione fa la delibera e tutto quanto eccetera. Quando esce fuori il provvedimento definitivo da parte del Presidente del Consiglio eccetera, a questo punto occorreva ricorrere al TAR del Lazio. Quindi il coordinamento, quindi i 5 comuni, le 2 province, il Comitato Difendilicante eccetera, cercano la regione con l'intento di: regione, non ti puoi limitare semplicemente a emettere una delibera per dire no. A questo punto tira fuori l'ufficio legale e incominciamo a produrre gli atti. Ci dissero che non era possibile mettere in campo l'ufficio legale regionale e compagnia bella, e comunque ci fu offerta la possibilità che il capo della segreteria tecnica dell'attuale Presidente della Regione Siciliana avrebbe seguito passo passo, anche a nome e per conto del governatore della Sicilia, tutta la partita. Noi portammo tutti i carta a Palermo, siamo stati ricevuti a Palazzo d'Orleans, si è fatto in forma digitale, in fotocopia, tutta la documentazione, e il TAR del Lazio ha ricevuto la documentazione in partenza dalla Sicilia a Palermo il 7 gennaio dell'anno scorso. A settembre, dicevo, c'è stato il 2013, a settembre 2013, febbraio 2012, nel settembre del 2013 c'è stato il via libera definitivo, lo ripeto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, immediatamente avvisato l'ufficio legale, viene impugnato anche quest'altro provvedimento e quindi viene mandato. Nel frattempo scopriamo che nel mese di marzo la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, aveva messo una pietra tombale e detto definitivamente no alla realizzazione di un parco eolico offshore, se non uguale, molto simile al nostro, però a 8 km di distanza dal bagnasciuga, tra Termoli e Vasto, quindi Molise e Abruzzo. E quindi il TAR aveva detto no, la Consulta ha ribadito questo no, a meno che non ricorrano ancora. Io so che non hanno più presentato ricorso, quindi la cosa
è morta lì, perché poi l'altro passaggio è la Corte di Giustizia europea, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea, ma si sono fermati. Quindi abbiamo mandato anche quest'altra notizia, a settembre quest'altra impugnazione. Nel mese di gennaio di quest'anno, 2014, il Ministero emette un altro provvedimento, perché deve starci accanto è stato più un lavoro da piccola vedetta lombarda che altro, perché ad ogni svolazzare di foglie bisogna entro 60 giorni produrre documenti contro, perché sennò questi viaggiano velocissimamente. Avevano presentato nel mese di luglio e agosto un progetto invariante al progetto originario, la Mediterranea, dove c'erano 3-4 punti. Aumentavano il diametro delle pale, globalmente di 3 metri sul diametro, aumentavano la superficie che avevano di bisogno per la realizzazione della sottostazione elettrica, dove arrivano i cavi da mare, si intestano, sono i trasformatori e poi riparte per andare ad allacciarsi alla rete eterna in centro Sicilia. Quindi hanno ampliato l'area, hanno variato il percorso, e poi devo fare una piccola confessione. Io temo che questi... Ti vorrei interrompere un attimo, siccome ci sono un bel po' di persone fuori. Dai, prego. Ci sono altre 4 sede? No. 1, 2, 3. I tavolini stanno allora. Temo che questi... Ma c'è un'altra sede. Ma guardate questi che Giuseppe, però. Ma che sede per c'è? L'altra sede. Temo che questa azienda, questa Mediterranea, venga guidata mano a mano da qualcuno che le carte le sa leggere e le regole le conosce, perché un altro dei punti infilati dentro alla variante di progetto era per far uscire il percorso dei cavi dalla zona, ed era una delle prescrizioni o una dei punti di appiglio del ricorso che avevamo presentato, che il percorso del cavo entrava dentro la zona SIC e ZPS di Manfria. Allora questi hanno fatto la variante, si sono spostati e sono usciti fuori. Quindi c'è qualcuno che gli dice piglia del ca, gira del Dabban, acchiana di sopra, scinna di sotto, proprio per evitare scogli e perturbazioni. Il Ministero a fine gennaio del 2014 ha concesso la non assoggettabilità il 27 e il 28 di gennaio, e quindi questi continuano a correre. Immediatamente abbiamo segnalato questo all'ufficio legale di Palermo di Poliziotto ed è stato proposto ricorso. In tutti questi vari passaggi di impugnative eccetera, il comune di Gela c'è stato sempre. Il comune di Licata e il comune capofila del coordinamento c'è stato sempre, figuratevi se li lascio in pace a Licata, e Palma di Montechiaro ci è venuto dietro. I consigli comunali avevano detto tutti no, eccetera. Passati i 60 giorni, a rigor di logica, se non viene chiesta, io so che l'hanno chiesta la sospensiva, in teoria ci potremmo ritrovare con i barconi qua, cominciare a fare i buchi per incominciare a piazzare i pali. Per cui io auspicherei, mi piacerebbe, farei di tutto affinché i 5 comuni e le 2 province di coordinamento, adesso mi fa piacere che sotto a Gela comunque la stessa cosa, un suggerimento se mi è consentito, siete 10, siete 15, siete 20 partecipanti, l'organismo 1 deve essere. Poi vi mettete d'accordo, ne parlavamo. No, senza voler entrare dentro ci mancherebbe altro, ma il suggerimento, una testa sola che parla poi a nome di tutti. È un po' complicato, però si ci fa. Duro da 5 anni e mezzo, voglio dire, mi ci tenano, quindi evidentemente dico io, la dittatura ci vuole. Serve,
comunque una rappresentanza che poi debba andare a interloquire, perché interloquire insomma in questa azione anche avvocato ci su mezzo, quindi è finito il momento delle interlocuzioni, quindi dobbiamo andare a Palermo, dobbiamo andare da questo legale, cioè qua dobbiamo decidere entro mercoledì, bisogna prendere un appuntamento e fare gelazione legale. Comunque mi ero sentito io non più tardi di un'oretta fa, proprio ero appena entrato a Gela con il vostro assessore Ventura, perché volevo lanciare una proposta di una manifestazione congiunta, vediamo come, vediamo organizzata non è di tutti, eccetera, con dentro le 5 municipalità, le 2 province, i comitati, quello di Licata, questo di Gela, eccetera, per dare visibilità a questo no indignato di 400-500 mila abitanti della Sicilia. Ottimo. Che non vogliono sta porcata qua davanti, perché ognuno ci trova le motivazioni più affini al proprio carattere, chi l'archeologia marina, chi la pesca, chi il paesaggio, ma abbiamo tutti ragione di ritenere che è difficile trovare qualcuno che sia intenzionato a farli realizzare, perché intanto non c'è beneficio e non c'è compensazione per i territori che insistono davanti a questo eventuale parco eolico, quindi sarebbe una beneficenza eventualmente del tutto personale da parte dell'impresa il voler dare qualcosa in termini di compensazione, ma siccome è sul territorio demaniale nulla è dovuto, quindi non è come a terra dove pagano l'affitto, dove ci sono le royalties per i comuni, nulla di tutto ciò, quindi sono solo negatività e niente altro. Noi ci stiamo lavorando come coordinamento, prima come comitati, poi come municipalità, poi perché ognuno, Silvio Cicchilone a Butera, io a Licata, altri in altri comuni, a tenere viva l'attenzione nelle proprie amministrazioni, nei propri consigli comunali, eccetera. Ben vengano ulteriori comitati che danno voce ad altri cittadini che insieme con noi mandano avanti questa battaglia, perché vale il principio che più siamo e più è facile contrastare questo tipo di iniziative e quindi vincerle. Io, se avete qualche domanda, avendo eventualmente fatto un excursus veloce e sintetico... No, prima scusa di entrare nelle domande, completiamo il concetto di tutela della partecipazione. Così è arrivato uno dei paladini. No, conviene che chi deve dire qualcosa si alza e viene qua, così abbiamo modo di parlare tranquillamente. Allora, intanto hai uno scotch? Scusate l'intrusione. Allora, questa è una delle immagini, tanto vedetele là. Allora io velocemente, c'è un attimo di pubblicità. Questo è il vostro compaesano che ha partecipato alla nascita del coordinamento ad Agrigento, era lui che rappresentava gente. Allora io mi sono permesso di fare un'immagine anche simbolica in via del tutto diciamo in costruzione, se siete d'accordo. Attorno vorrei mettere tutti i simboli dell'associazione come una corona, attorno, se siete d'accordo, se qualcuno ha qualcosa da suggerire possiamo modificarla, qualcuno diceva perché non metti Leni, io non è che dobbiamo mettere per forza Leni da un certo punto di vista, cioè non è il caso. Io ho simboleggiato come la Gorgone, la simbologia nostra dell'identità, della crescita. No, professore Mulè, puoi fare una cosa? Oggi ha l'oggetto ideale. Demetra? Io avrei messo la maschera che abbiamo, la maschera ci rappresenta di più, è il 2700° anniversario, quella che ho trovata io, la modifica grafica ci rappresenta di più. L'importante è che il concetto appunto è il discorso ma non c'è a testa d'amata della soluzione, ma anche i reperti mettiamo Galanti, no io no vabbè, allora modifichiamo, poi facciamo vedere. Allora siete d'accordo che attorno mettiamo tutti i simboli che RIPU, WWF, Lega Ambiente, Triskelion, Archeoclub, eccetera eccetera, va bene, poi allora modifichiamo. Un'ultima cosa prima, dopodiché non parlo più. Giovanni, un suggerimento. In 5 anni e mezzo, 6 anni, se siamo durati fino a questo momento, è perché ci siamo rapportati e confrontati con amministrazioni di tutti i colori dell'arcobaleno, al bianco, al rosso, al verde, all'azzurro, alla destra, alla sinistra. Non c'è politica. Se per puro caso, dal mio punto di vista, dovesse incominciare a entrare qualcosa di questo è l'inizio dello sprezzamento di tutto. Quindi rifugire da tentazioni di
Allora però voglio fare una precisazione, giusto perché siamo proprio in antitesi a questo nuovo cammino, cioè facciamo una regola chiara e democratica, non possiamo chiudere le porte alla cittadinanza e diciamo alle possibili segreterie politiche, perché c'è anche qualche rappresentanza qui che è venuta perché si ritiene che democraticamente la voce è di tutti, cioè nel senso che non ci sono regie politiche, c'è una causa in comune che è diciamo, del comprensorio, per cui voglio dire, democraticamente noi non possiamo chiudere a chiunque possa fare la sommatoria, no, capisci? Perché abbiamo qualche rappresentante del Movimento 5 Stelle e qualcuno dell'articolo 4, però voglio dire, democraticamente sono venuti loro, noi non abbiamo invitato nessuno e ripeto, non ci saranno regie politiche, perché qui c'è una consorziabilità di tutte le associazioni, per cui è no profit, no politic, quindi voglio dire, giusto per essere diciamo chiari, perché poi altrimenti dice ma non l'avete detto, però ho visto quella persona, ho visto... Vabbè, è normale. No, vabbè. Ma basta essere C'è anche l'MPA e il PD. L'MPA chi è? No, ma deve essere una cosa trasversale, è giusto che Quello che deve partecipino parlare, allora, c'è il signore è proprio diciamo, il presidente di tutti i coordinamenti. Ogni volta quello che deve parlare deve essere il signor Licata. Per quanto riguarda il coordinamento di Licata, quello di Gela è vostro autonomo, Vabbè, ma magari scegliamo noi a dare la carica. E poi inizia la politica è come le zanzare, dove c'è affollamento entrano loro. E a me già queste cose danno fastidio. No, ma il ragionamento che faceva Giovanni è che deve essere Poi vediamo trasversale, come di coordinare qua. Questa è un'idea giusta. No, l'aspetto politico dicevo no, però è fondamentale, io concordo col signore perché noi siamo riusciti a durare tutti questi anni come coordinamento proprio perché non abbiamo mai guardato i colori politici, abbiamo dialogato con tutte le amministrazioni di qualsiasi colore, anche perché ritengo, questa però è una mia opinione personale, i partiti politici o i movimenti politici hanno tanti altri modi di esprimersi e di rappresentarsi che possono benissimo farlo in altre sedi, forse anche più autorevoli di questo. Detto questo, io non aggiungo altro a quello che ha detto Totò, anche perché Totò è la nostra memoria storica e sa tutto. Silenzio, per favore. Che sa tutto quindi c'è poco da aggiungere. Prima di parlare del comune della posizione del comune di Brutera, visto che io sono di Brutera e ho ricoperto i carichi sia di consigliere comunale che di assessore proprio nel periodo del coordinamento, volevo fare una precisazione perché leggo almeno sui social network che spesso ci sono voci favorevoli alla realizzazione di questo parco. Io, senza voler offendere nessuno, voglio dire che spesso queste voci sono date da superficialità e poca conoscenza della questione, perché a parte che possiamo dire l'appeal che può avere una nuova tecnologia, queste cose che girano e compagnia bella, ma questo poteva succedere 10 anni fa, oggi non penso che siamo in queste condizioni, dimenticano un fatto fondamentale. Il fatto fondamentale è che questa è un'iniziativa privata che, a differenza dell'eolico onshore o del fotovoltaico, che quelli vengono realizzati su terreni privati, sottostando poi a delle regole che le varie leggi pongono. Qua stiamo parlando di tutt'altro discorso, qua stiamo parlando di un'iniziativa squisitamente privata fatta su un bene pubblico quale quello del mare, che penso, senza poter essere smentito, che il bene pubblico per eccellenza è il mare, immodificabile nei secoli, nei millenni di cui è stato immodificato, quindi stiamo parlando di una cosa veramente particolare, quindi bisogna tenere in mente che ripeto, un'iniziativa privata su un mare che è di tutti noi cittadini, questo come premessa al discorso. Altri benefici per quanto riguarda la realizzazione di quest'opera, se voi andate a vedere nel quadro economico che presentano il Ministero dell'Ambiente, prevedono 20 posti di lavoro, di cui di questi 20 posti 18 sono specialistici.
non parlano di, a differenza di come qualcuno ha scritto erroneamente, non parlano assolutamente né di maestranze locali né di accordi con imprese privati, no, ma anche di accordi di imprese locali per la realizzazione, perché non ne parlano affatto, né tantomeno nella convenzione, perché loro hanno presentato una convenzione al comune di Butera proprio in base a quello che diceva l'amico Totò, non essendoci un obbligo perché non è nelle prescrizioni del Ministero, hanno presentato una proposta di convenzione volontaria. Storia del comune di Butera, entriamo nel merito perché così abbiamo tutti la possibilità di dire qualcosa. Nel 2007 questi presentano attraverso la Capitaneria di Porto, per conto del Ministero, che cos'era sull'eco? Trasporti, forse, no? Per conto del Ministero dei Trasporti, quindi presentano attraverso la Capitaneria una richiesta al comune di Butera, che è una richiesta che viene da ridere perché per una opera così importante la Capitaneria si limita a dire: voi comune di Butera che ne pensate da un punto di vista urbanistico per quanto riguarda ovviamente le opere a terra? Vi crea disturbo questa cosa? Il comune di Butera in maniera altrettanto semplicistica, l'ufficio purtroppo risponde positivamente, dice no, nulla osta sotto il profilo urbanistico. Successivamente, a seguito di varie pressioni mie ma anche di altri colleghi, ottengo dal Consiglio Comunale prima e dalla Giunta Municipale poi pareri negativi per la realizzazione sia di questo parco eolico offshore sia di quello dell'Enel. Vorrei aggiungere per quello dell'Enel che l'Enel è presentato un anno prima rispetto a questo. La differenza è che l'Enel a suo tempo, non so se è un errore o perché era strategico, presenta la richiesta non al Ministero ma alla Regione Siciliana. Perché così imponeva allora la legislazione. Nel 2009 si spostò poi. Quindi la presenta alla Regione Siciliana e si ferma. Il Comune di Butera quindi dà parere negativo sia con il Consiglio Comunale sia con la Giunta Comunale alla realizzazione di questi parchi, sia per quanto riguarda proprio l'infrastruttura a mare, sia per quanto riguarda le opere a terra che è di competenza del Comune. Aderiamo al coordinamento, insomma qua ci siamo dei protagonisti di tutta quella stagione, abbiamo fatto tutte le variazioni che già ha descritto. Il Comune di Butera non cambia posizione ma sta in sordina. Nel periodo in cui io ero assessore del Comune di Butera, l'ufficio competente del SUAP, e io avevo la delega allo sviluppo economico, chiedo all'ufficio SUAP se intendeva modificare o meno il parere sotto il profilo urbanistico, sempre per le opere a terra, che la competenza è quella del Comune di Butera, se intendeva modificarla alla luce dei nuovi vincoli, in particolar modo del vincolo di tutela paesaggistica, che come noi sappiamo tutta la striscia del territorio a mare del Comune di Butera è tutela 3, giusto Renato? Tu che sei tecnico. Tutela 3, è tutta tutela 3. L'ufficio giustamente risponde che alla luce di questa intendeva ritirare il nulla osta, per cui dà parere negativo. Io questa comunicazione la porto al coordinamento e l'abbiamo trasmessa al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dove giaceva ancora l'autorizzazione. Alla luce di questo invece, dopo varie vicissitudini dal punto di vista del coordinamento al Comune di Butera non succede più nulla fino a quando il Governo Conte approva in Presidenza del Consiglio approva il progetto, invischiandosene di tutto il resto. L'approva, vanno avanti le procedure, il Ministero delle Infrastrutture, competente per le opere a terra, convoca insieme agli altri enti il Comune di Butera per la conferenza dei servizi. Il nostro sindaco, purtroppo, disattendendo al parere di giunta e al parere del Consiglio Comunale, il che lo ritengo un fatto grave, ma purtroppo gravissimo, ma purtroppo la politica non la politica, mi correggo, le istituzioni, quindi i consiglieri in particolare comunali di opposizione ma anche di maggioranza, perché un attimo il Consiglio Comunale che sappiamo che è sovrano in questa materia urbanistica, il sindaco non va a dire sì ma non va a dire nemmeno no. Sappiamo tutti che in conferenza dei servizi il silenzio equivale ad assenso. Quindi di fatto dà il via libera al Ministero delle Infrastrutture per procedere, tant'è che nell'alvocatorio abbiamo avuto pubblicate poi le particelle di esproprio eccetera eccetera. Ma il nostro sindaco non si limita purtroppo a questo, perché il Ministero dell'Ambiente si trova di fronte, il Ministero delle Infrastrutture si trova davanti a un problema, cioè il nuovo
il diniego da parte dell'ufficio competente di Butera per le opere a terra, per cui richiedono richiedono al comune di Butera il parere, e mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, evidentemente concordato con il nostro sindaco, perché di fronte a un parere negativo non vedo perché il Ministero avrebbe dovuto richiedere nuovamente il parere in mancanza di fatti nuovi. In base alla richiesta del Ministero, questa volta il comune nell'estate del 2013 dà di nuovo il nulla osta sotto il profilo urbanistico, e questo, come potete vedere, è alla base della non assoggettabilità della variante da parte del Ministero dell'Ambiente. Dopo che il sindaco è andato alla competenza dei servizi, diciamo, sono rivanciati nella documentazione. Hanno fatto un doppio gioco. Dopo, senza citare nulla in consiglio, senza dire nulla. bravo. Di tutto questo, come dice l'amico giustamente, il sindaco non ritiene opportuno, né purtroppo è sollecitato dalle forze presenti in Consiglio Comunale, a riferire in Consiglio Comunale. Di tutto questo dice perché il Comune ha questo atteggiamento. Sui fatti più o meno che ognuno di noi può immaginare, può fantasticare, non voglio entrare con te. Di ufficiale cosa c'è? All'inizio della questione, questa società, che ufficialmente non è venuta mai ad incontrare il Comune di Butera, ma privatamente ha incontrato il sindaco, che poi si è fatto portavoce e depositario della documentazione di questa società, inizialmente aveva presentato una convenzione con un ritorno in termini di royalty per il Comune di Butera, inizialmente elevata, si parlava di 650.000 euro. Successivamente in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale in cui si discusse, il Consiglio Comunale ha ribadito il no, si è presentata con una convenzione con 40.000 euro. Oggi mi dicono, ma di questo non c'è traccia ufficiale che abbiano presentato, perché purtroppo al protocollo non risulta, abbiano presentato una proposta di convenzione con 250.000 euro di ritorno. Ma ripeto, di questo non c'è traccia. Però in quel consiglio dei documenti furono accennati con dei documenti. Sì, la proposta di convenzione. Perfetto, quindi qualcosa di questo dovrebbe... Ma parlavano di 40.000 euro. Ma dovrebbe esistere qualcosa... Vabbè, poi tutte opere collaterali. Questa è la posizione del Comune di Butera. Un momento fa ne parlavamo, forse disturbando anche la discussione generale. Io ritengo che al di là di tutte le opere, le azioni soprattutto messe in campo con ricorso a tutte quelle che si metteranno oggi dal punto di vista politico, comunicativo, eccetera, ritengo che oggi un'azione concentrata verso o soprattutto contro il Comune di Butera, perché a mio parere ci sono molte irregolarità amministrative, ci sono il Comune di Butera, se vada a sentire la nave greca già... No, ci sono niente a che vedere più, non può fare niente più perché no, io parlo per le opere mettiamo già l'interdizione lì e il Comune di Butera già... No, parlo per le opere a terra di cui è competente a terra è competente il Comune, ma a mare, come lì abbiamo un'altra nave greca, andiamo subito a fare l'interdizione archeologica. Sì. Così il Butera... Io questa era completo solo questo concetto, era solo un'idea, perché ovviamente noi svilupperemo con gli amici di Butera quella di promuovere un'azione legale anche contro il Comune di Butera, perché a mio parere, ma questo dovremmo avere il conforto legale di avvocati esperti. Possiamo chiedere scusa come manifestazione delle dimissioni del sindaco. Ha venduto la costa. Sarebbe una richiesta legittima, soprattutto non tanto per la posizione favorevole o contraria, che ognuno può avere le sue posizioni, soprattutto per il motivo che ha disatteso delle delibere istituzionali di due organi importanti, ma non solo, ha disatteso anche degli atti ufficiali, perché il coordinamento si esprimeva attraverso atti ufficiali. Ma un uomo, un politico che si dissocia dalla consorziabilità di tre comuni, due dei quali grandi, c'è uno che si tira uno che si tira indietro e fa un discorso in parallelo, in sordina, per prendersi 40.000 euro. Io non so se li abbia indescati lui o il comune, ma già dal punto di vista morale è gravissimo, cioè è una cosa di grande, diciamo, inattendibilità, per cui si deve chiedere la dimissione di questo soggetto. Secondo me ha venduto la costa di 4.000 anni di storia, cioè lui ha fatto un danno, si rende conto. Considerando anche un'altra cosa, che è vero che abbiamo il vincolo di tutela paesaggistica, ma ciò non toglie
che non è, voglio dire, non è vietato ipotizzare, immaginare e anche realizzare una sorta di turismo ecosostenibile in collaborazione con la sovrintendenza e cercare di realizzare delle opere che portano un turismo da affiancare a quello già esistente, che seppur poco oggi ha portato ad essere il comune di Butera il primo paese in provincia di Caltanissetta in termini di presenze turistiche. Questo ci dimostra che la potenzialità del nostro golfo è una potenzialità, al di là dei disastri dell'ENI, al di là di tutto, ma comunque è una potenzialità enorme e non difficile da sfruttare. Ci vuole poco, ci vuole un po' di buona volontà e basta parlare in termini di ICI, in termini di permessi abitativi e qualche altra tassa, come il comune, come i comuni andrebbero a incassare, ma molto, e in termini di posti di lavoro. Oggi noi solo di Butera, Lessicania lavorano, seppur stagionali, ma stagionali sono 5-6 mesi, oggi più l'indennità di disoccupazione e quant'altro, lavorano più di 40 persone, quindi voglio dire, e parliamo di una struttura che nel triennio 2014-2016 sono in progetto già approvati altri 3 villaggi turistici su che quello cadono nella zona tra il Sicania e la Rupe di Falconaro, quindi lo so, però lì la zona penso che dove sarà nascere. Io vorrei capire cosa vuoi fare, la sua ignoranza è talmente estesa che non riesce a capire i danni che causa l'impatto. Però scusatemi, com'è che è tutela 3 per le pale eoliche e non è tutela 3 per volevo gli alberghi? Villaggi turistici sull'aspetto di selvaggi. La sovrintendenza continua a dare parere negativo. Il problema è com'è possibile che con un vincolo di tutela 3 si consente lo scavo, quindi tutta la movimentazione di quella cosa, compresa la realizzazione. Volevo dire una cosa, delle sottostazioni. ma il governo Mario Monti non è stato manco votato dalla gente? Non è colpa mia. Quindi voglio dire, alla fine ha dato un parere ok per un governo che proprio sarebbe, quindi non votiamo il governo. possiamo fare anche la denuncia a Mario Monti. L'ultima cosa, 2 parole. Scusate, fate completare Cicchilone così poi apriamo la discussione. 2 parole solo. Fate completare un attimo sulla società. Sulla società è altrettanto inquietante, non voglio entrare nel merito. Ne parlavamo prima del capitale sociale, che comunque è anche giusto dirlo, la società termomeccanica realizzatrice di questo impianto è una società la cui maggioranza, questo sono notizie ufficiali sul sito della termomeccanica, maggioranza detenuta dall'Istituto San Paolo, che era a suo tempo presieduto, era amministratore delegato, non mi ricordo, Corrado Passara, fino a pochi mesi prima che diventasse amministratore. Siccome pensare male, voglio dire, non si fa peccato in questo caso, un pochettino, ma l'aspetto più inquietante, al di là di questi purtroppo interessi particolari che in Italia malauguratamente ci siamo abituati, l'aspetto più inquietante che da cittadino mi preoccupa qual è? Che la società termomeccanica, dico, io sono andato sul sito di questa società, su invito di Totò che conosce ormai tutte queste vicende, e ho anche pubblicato sulla mia pagina del social network appunto queste notizie. Poi andate a vedere, questa è una società che realizza inceneritori, realizza smaltimento dei rifiuti e impianto di depurazione acque. Non ha nel proprio sito un impianto eolico a terra, non parliamo eolico offshore. Quindi le cose sono 2: o questa società è improvvisamente impazzita nella propria programmazione economica, oppure, come realisticamente pensabile, qua siamo di fronte a un atto di speculazione pura, dove questa società andrà a realizzare l'impianto e poi lo venderà a chi ha la professionalità e le capacità per poterlo gestire. Questo è un aspetto particolarmente inquietante. Come fa il Ministero dell'Ambiente, tra l'altro, che come diceva Totò prima, ha preso solamente 2 dati, uno le dati bibliografici e l'altro dati della società, ripeto, di una società che non ha mai realizzato in tutto il mondo impianti eolici né su terra né fuori terra. Una cosa. 2 altre notizie che reputo essere interessanti. Se abbiamo completato così. Sì, no, 2 soltanto. La prima, per quanto attiene il terzo parco eolico, quello che dovrebbe partire da Licata per andare
verso la Valle dei Templi, Agrigento, la soprintendenza, parlo all'amico, la soprintendenza del mare ha già dato parere positivo, seppur che l'hanno dato negativo, non danno pareri positivi loro. Con prescrizione. Chiedo scusa. Quando dico una cosa, personalmente, sono supportato da carte da poter esibire e far leggere. Poi ieri ho parlato con il vice direttore della Soprintendenza del Mare, Stefano Zangara, e mi aveva chiesto. E io la carta in mano. È stato dato parere positivo, seppur con prescrizioni, di fare rilevamenti. Diciamo che oggi abbiamo invitato i signori perché loro hanno fatto una ricerca anche documentale. Avvenuta le gemmi carte. Ancora devono essere, diciamo, fatti delle. Avvenuta le gemmi carte. È stato dato parere positivo da parte della soprintendenza del mare. 1, 2. L'altro ragionamento, il perché della realizzazione di questi parchi, che tra l'altro tecnicamente in questo momento e ancora per un po' di tempo non potranno generare energia rinnovabile, perché le reti elettriche siciliane sono sottodimensionate, sono rigide, non sono chiuse ad anello, manca il collegamento Sorgente-Rizziconi per trasportare l'energia elettrica prodotta in Sicilia al continente. Quindi ci sono tutta una serie di motivi ostativi per i quali i parchi nascono, ma anche se producessero non possono immettere in rete elettrica. E allora perché si fanno? Perché purtroppo la legislazione italiana consente la loro realizzazione e consente da parte di GTRN, il gestore della Terna, l'emissione di certificati verdi che consentono all'Enel, se è l'Enel, alla Edison, se è la Edison, eccetera, di produrre ancora con la vecchia metodologia del carbone, acquistare i certificati verdi, perché dal 2004 al 2006 ogni azienda produttrice di energia elettrica ogni anno deve poter dimostrare direttamente o indirettamente tramite i certificati che incrementa la propria produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anno dopo anno deve salire, e non ha importanza se produce, l'importante è che ha il parco realizzato, le pale piuttosto che il parco fotovoltaico, piuttosto che un biogas o qualche altra cosa. Quindi ecco perché Termomeccanica vuole realizzare quell'impianto, perché non lo gestirà da sé, lo darà a chi glielo ha già commissionato e gli servono quei 135 megawatt di potenza per dire io ho questa tot percentuale sul totale di mia produzione e quindi sono a posto. Diversamente debbono pagare delle penali che sono salatissime. Io vorrei aggiungere due cose in merito alla soprintendenza del mare. Purtroppo la soprintendenza del mare è nata da questi 6-7 io non anni. faccio atti d'accusa, io do notizie sulla base di carte. Ma che anche la gente capisca, la soprintendenza del mare, se abbia dato un parere positivo o negativo, naturalmente le carte parlano, questo fuori ogni dubbio. Purtroppo, siccome si parla da questi 6 anni, 7 anni che la soprintendenza è stata creata dalla Regione Sicilia, ancora oggi la soprintendenza non ha avuto il modo di poter verificare tutto quello che comprende il perimetro della Sicilia, dove fare, diciamo, le interdizioni. Quando per dire, come qua da noi a Bulala la soprintendenza aveva solo 2 aree delimitate, le 2 navi greche, mentre invece l'anno scorso abbiamo interdetta tutta la zona dall'Eni fino al. Lì ha dato l'assenso che si faccia un monitoraggio dei fondali. Lì è tutta interdetta l'area. 10 anni fa era stata segnalata una nave greca qua, che la soprintendenza era allo scuolo di questa altra nave greca. Io ho preso i documenti della Guardia Costiera e ho fornito alla soprintendenza. Purtroppo i siciliani non siamo persone di una grande cultura di fornire. L'estate scorsa nel 2013 nel mare antistante di Cada sono stati riesumati ai fondali delle ancore litiche e vengono fatte le interdizioni e i siti se si cerca voglia che c'è da su. Ecco perché è importante. Io direi di fare, diciamo, mettere in prima linea, perché quella che si occupa del mare è la soprintendenza del mare. Solo loro possono dare veramente un aiuto ai nostri diritti.